sei contento che ci sono poche persone perché vuol dire che lavorano. Per noi effettivamente 40 persone sono pochi per il nostro target di incontri che facciamo. L'altra volta erano 80, l'altra volta quasi un centinaio, quindi 40 per noi sono pochi, però vedendo anche gli altri incontri, adesso permettetemi la battuta, siamo in linea con gli altri incontri che fanno di solito in giro, quindi avete sentito prima che abbiamo la sicurezza buona in mare, abbiamo il defibrillatore. Pensate che il consorzio di Giorgio Bellemo ha ottenuto i finanziamenti dall'ente bilaterale Veneto per i defibrillatori ogni anno, sentite? No, ve lo dico così, tanto dopo alla fine che introdurrò un po' cos'è l'ente bilaterale già capite concretamente di cosa si tratta. E abbiamo anche finanziato i corsi BLSD di distruzione, salvataggio, primo soccorso agli imprenditori delle spiagge, tanto per dire. Ma dico questo, abbiamo fatto anche finanziato la sicurezza per gli albergatori e quindi una serie di cose molto interessanti oltre alla progettazione europea e ai finanziamenti. L'ultima cosa, per quanto riguarda i rapporti con il comune relativamente ai servizi, se vedete qui non c'è il logo del comune. Noi in passato sempre abbiamo detto al comune di Chioggia: guardate che in casa tua, nel tuo territorio, presentiamo queste progettualità. Se ci stai, basta che patrocini, non chiediamo altro, neanche le sale non vogliamo gratis dal comune, ci arrangiamo tutto perché sono finanziate, però effettivamente il comune di Venezia sul No Conventional Venice ha dato il patrocinio, perché io vi mostrerò cosa abbiamo fatto a Chioggia, ma questi sono progetti di più ampio respiro, sono sempre fatti a Chioggia per una parte, gran parte o per quota parte, insomma. Ma all'interno di questi progetti abbiamo fatto anche qualche intervento di rete con le altre strutture di Jesolo piuttosto che di Cavallino o veneziane in generale, o anche di Rovigo, a dire la verità, in cui anche loro hanno partecipato a questi progetti, solo che dopo per convenienza, comodità e organizzazione vale la pena fare classi del territorio senza che uno debba necessariamente fare 100 km per andare a fare un corso. Quindi quelli di Verona hanno una classe di alberghi piuttosto che di campeggi o di commercianti di Verona che si fanno la loro classe e fanno le stesse nostre formazioni, perché il progetto è di più ampio respiro. Dulcis in fondo, direi, Giuliano Boscolo Cegion dell'Associazione Albergatori, tra i primi a collaborare con noi insieme alla Confesercenti sulla progettazione, poi è venuto il consorzio quando è cambiata la legge Lidi di Chioggia, Giorgio Bellemo con le spiagge, però con Giuliano Boscolo abbiamo iniziato più di 5 anni fa, c'erano anche dei altri progetti più piccoli che abbiamo fatto timidamente insieme, ma poi abbiamo implementato il lavoro con Giuliano, e un saluto e una piccola relazione di ciò che è il turismo per il sistema ricettivo sarebbe fondamentale, insomma, e poi inizieremo con la diffusione dei dati. Grazie. Grazie Benavino. Scusa, ti interrompo, 3 interventi che non era maleducazione che guardavo il cellulare, siccome c'è una giunta in corso in municipio, il sindaco doveva venire a portare i saluti all'inizio, allora ho mandato un messaggio e mi sono fatto rispondere che se finisce la giunta in un orario decente comunque faccia un passaggio di qua il sindaco a venirci a salutare. Mi hanno detto per le 8 e qualcosa, insomma, dovrebbe passare. Scusami Giuliano. Scusa? Finisce la giunta in che senso? Che sono in giunta, dovrebbe finire. No, finisce la giunta, finisce la riunione di giunta di oggi per le delibere che sono all'ordine del giorno, perché la giunta deve finire tra 5 anni alla scadenza naturale. Grazie Giorgio per la precisazione. Scusa Giuliano, prego. Buonasera a tutti, grazie Beniamino per l'invito, molto importante. Allora, il nostro mondo è un mondo variegato, perché spaziamo su tanti settori e anche con tanti numeri di associati, oltrepassiamo i 400 associati e facciamo corsi anche noi, gli stessi organizziamo corsi e partecipiamo. Questi sono progetti che abbiamo partecipato e sono progetti che sono aperti a tutti, come diceva prima Beniamino. Vuol dire che
qualunque organizzazione del territorio, anche ente pubblico, può partecipare a questi corsi. Noi abbiamo trovato una sponda molto importante perché abbiamo avuto modo anche di avere un'esperienza anche sul settore balneare tramite i corsi e anche l'amico presidente Bellermo, che ci fa crescere e capire anche il sistema ricettivo e la fornitura di servizi per il sistema balneare. Allora voglio dire questo: quando si parla di progettazione e di qualcosa per il territorio di Chioggia, non ci sono barriere, non ci sono ostacoli o preclusioni per persone, sono aperte a tutti. E questa è una cosa molto importante, perché quando abbiamo fatto i corsi e abbiamo partecipato abbiamo visto un gran numero di persone, come diceva prima Benedino. Abbiamo fatto corsi che addirittura i nostri associati arrivavamo assieme a quelli dei balneari 80-100 partecipanti. Sono numeri incredibili che credo che nella costa veneta, nella provincia di Venezia, solo noi qua a Chioggia riusciamo a fare questi numeri di partecipazione ai corsi. Tant'è che questi corsi hanno prodotto anche qualcosa di tecnologico. Voglio ricordare il Consels digitale, è un prodotto, un'innovazione che è venuta tramite questi corsi. Il Consels digitale, vi ricordo che è quel sistema di informazione che viene messo all'interno delle strutture ricettive alberghiere e anche del commercio al minuto, dove all'interno di questo Consels viene messo i prodotti, i servizi sia da parte delle strutture ricettive ma anche i prodotti del commerciante. Siamo partiti da Chioggia e siamo arrivati fino al Baricata, al Delta del Po. Come diceva prima il presidente che mi ha preceduto, noi puntiamo tanto a questa macro area che è l'area del Delta del Po di Chioggia, quale Baricentro con Venezia, e questi progetti ci hanno dato l'opportunità di sviluppare questo sistema. Il sistema Consels è ancora in fase di sviluppo, abbiamo vinto un altro bando anche quest'anno che lo implementeremo di altre 50 unità di tablet, e poi ne parleremo anche con voi di chi vorrà partecipare a questo sistema, e dovrà diventare un sistema ancora più diffuso, specialmente sulla parte di Rosolina e il Baricata. Parlo sempre Baricata perché il Baricata abbiamo degli associati, anche la nostra associazione Federalberghi Chioggia, Stomarina, Isola Verde, ha associati anche a Rosolina e fino a Porto Tolle. Diciamo che è l'associazione che ha più grande estensione di territorio, l'associazione del Porto Tolle. Bene, penso Beniamino che sia abbastanza quello che abbiamo detto, che hanno detto i miei colleghi che hanno preceduto. Noi facciamo i fatti, facciamo le cose e in futuro vedremo anche altre cose che abbiamo in cantiere e le presenteremo. Io spero che la collaborazione con l'ente bilaterale duri nel tempo e siamo aperti anche ad altre esperienze, in special modo con i balneari che citavano prima delle collaborazioni. Noi ci siamo, ci saremo sempre, e chi vorrà collaborare con noi ben venga. Come si parlava prima al presidente della Lini di Chioggia, dei progetti che abbiamo fatto di promozione, che c'era anche l'ASCOT. Faremo un altro progetto molto importante adesso per luglio, lo finanziamo noi come associazione albergatori assieme alla Lini di Chioggia, e ci teniamo che i turisti, che voi siete operatori del turismo, vengono a Chioggia e trovano una Chioggia preparata, animata anche sotto forma di spettacolo. Noi ci siamo, impegniamo diversi soldi a doppie cifre, ci crediamo. Grazie Nino per l'opportunità che ci hai dato. Bene, grazie mille a voi.